Buongiorno Simona, Buongiorno mamma. cosa hai preparato oggi? Cosa abbiamo preparato? Oggi lavoro a quattro mani per fare dei fantastici tortellini, perfetti per il pranzo di Natale. Facciamo vedere come si preparano? Certo, procediamo. Procediamo. Iniziamo col preparare il ripieno. Facciamo rosolare con una noce di burro il lombo di maiale. Regoliamo di sale. La carne è cotta e adesso la lasciamo da parte a raffreddare. Nel frattempo tagliamo a cubetti il prosciutto e la mortadella. Adesso mettiamo nel mixer il prosciutto che ho precedentemente tagliato, la mortadella e la carne che ho fatto raffreddare e tagliato a cubetti. E adesso frulliamo bene il tutto. Guarda Simona come si è tritato bene. Adesso lo mettiamo tutto in una ciotola. Aggiungiamo un uovo, il parmigiano. Ne serve abbondante di questo, mamma? Sì, qui bisogna abbondare Simona. Noi lo utilizziamo stagionato 36 mesi perché è più saporito. Poi aggiungiamo la noce moscata e il pepe. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Mamma, dato che tu hai preparato già l'impasto dei tortellini, io preparerò la sfoglia. Ho già messo la farina su una spianatoia e adesso creiamo la classica fontana. Versiamo al centro le uova e le montiamo prima bene. Iniziamo ad aggiungere la farina piano piano. È fondamentale incorporare la farina un po' alla volta, se no si rischia di ottenere un impasto molto duro. Adesso che l'impasto risulta più corposo, mi aiuto con il tarocco e incorporo il resto della farina. Pastiamo, ci vuole un po' di olio di gomito. Va bene, dopo ti aiuto un po' anch'io, dai. Brava. Ok mamma, l'impasto è finalmente finito, vedi com'è bello liscio ed elastico. Adesso lo copriamo e lo lasciamo riposare per almeno mezz'ora. Dopo il tempo di riposo spolverizziamo il piano da lavoro con un po' di farina. Prendiamo il nostro panetto, lo schiacciamo leggermente e lo stendiamo col mattarello. Mamma, questa è la mia parte preferita, sicuramente un po' faticosa, però è la parte che dà più soddisfazione in assoluto, vedere la sfoglia che si allarga, che diventa bella gialla, è proprio emozionante secondo me. Mamma, la sfoglia è pronta, che dici? Ho superato il test. Penso proprio di sì, dai, sei promossa. Grazie. Adesso andiamo a tagliare la pasta formando dei piccoli quadrati da circa 3 o 4 cm per lato. Adesso mettiamo l'impasto, mamma, giusto? Sì, e ti aiuto così velocizziamo i tempi. Esatto, perché c'è sempre il rischio che la pasta si secchi leggermente. Mettiamo i nostri tortellini, formiamo il triangolo, lo pinziamo e poi lo avvolgiamo intorno al mignolo. Bravissima. Perché Simona devono venire piccoli piccoli. Piccoli. E poi è molto importante sigillare bene la chiusura in modo che non si apra in cottura. Ecco mamma, i tortellini sono pronti, manca solo il brodo. Non vedo l'ora di gustarli. Anch'io.